prima volta il proprio mese perché non sanno niente. Confermate? Sì. Dal coro? Sì, esatto, fa molto piacere. Questa è la copertina, ne vado molto fiero, mi piace molto e anche molto varia, perché la bellezza veneta, come dico io, si può eliminare in vari modi e voi la rappresentate tutta bionda, mora, rossa. Primo mese, vediamo chi si riconosce. Io. Arianna, eccola qua. Arianna da Verona, poi una bella silhouettina vicino a me, bravo, perfetta. Facciamo anche una foto subito, va. Ok, dopo potremo tornare per il mese di febbraio, che non c'è, però ve lo faccio vedere lo stesso, è la suddetta Alice, e comunque ho fatto una foto perché io lo so. Eccolo qua, Alice da Treviso. Andiamo oltre, andiamo sul mese. Jennifer, devi ancora cambiare tu, vero? Sì. Ti do tempo per cambiarti, esatto, sei così. Foto assieme. Guardami qua. Foto, prendete le foto che vuoi. Guardi qua Paolo. Grazie Jennifer. Spero che ti piaccia, mi piace molto. Una foto molto raffinata. Grazie. Andiamo avanti con il mese di aprile, vediamo se qualcuno si riconosce. Penso di sì. Ecco, stava andando avanti lei. Sbagliata. Avanti. Abbiamo Elena. Direttamente da Novale, Venezia. Foto. Guardi. Abbiamo fatto una marea qua. Sara, la nostra capitana, Scello. Ok, grazie. Dopo dirò ovviamente di chi sono le foto, il fotografo qua presente, altre mancano, non potrò specificare c'è. E quindi abbiamo Conilenia, Martino, la conoscete? Quest'attore si chiama Donai del Monumento Storico, questa cosa che ci sia bene. Fatti cambiare, grazie, sì. Cambiamo. Mese di luglio. Conoscete? Comunque mi sembra carina la foto, carina anche lei. Lei fa la modella professionista, Francesca. Non so se parli anche lei. Cioè, va bene, parlano un po'. Grande Mario. Benedetta, abbiamo capito perché non c'è stasera, mi dispiace, spero che dica la finale nazionale, perché almeno è una sigla per qualcosa. Una foto fatta dentro un bagno, non si vede ma questa è la luce. Oh, vediamo se adesso viene avanti, che è la volta buona. Aurora, questa è una gran foto che ha fatto Claudia, bisogna mettere, perché io non me l'aspettavo. Ovviamente questa foto non si può fare a dicembre, neanche a novembre. Quando si fa questa foto? A settembre, che è il mese della nostra medicina, no? Era uno scatto che in effetti valeva la pena e spero che vi piaccia, qua vicino a me. Quella lì è una... Tanti di quelli da Juve, vero? Non mi sembra. Una si dice avanti, ecco poi Claudia. Spero che vi piaccia questa foto, salta in campo da calcio, con tanto il pallone da parte e maglia numero 2. Poi c'è la foto che non lo possiamo dire. Bellissimo, bellissimo. Esatto, siamo al mese di novembre che ovviamente faccio del freddo, per adesso ne mancano solo 2. Tac! Chi è? Ah, ma quanto sei alta? 2 metri. Allora, ruolo a pallavolo. Opposto. Ah, quindi lei è veramente ci schiaccia. Vai, prima che si veda, se no. Allora, siamo al mese di dicembre. Grazie mille, il totale vostro, quindi... No, però... Ecco voi, Sofia Schizzerotto, la miss per eccellenza ormai. Vestite di nero, ma per dicembre ci siamo giocati.
la serata dedicata alle donne, alla bellezza, e stasera a proposito di bellezza abbiamo tra pochissimo, anzi cominciamo subito, una sfilata dedicata alle bellezze venete, che non è solo un modo di dire ma è anche un calendario che, se non sbaglio, quest'anno sono 18 anni ufficiali del calendario Bellezze Venete, e quindi un calendario che diventa maggiorenne. E al mio fianco c'è Paolo Braghetto, che è l'art director, l'ideatore di questo calendario, e selezioni sempre tu tutte le donne, le ragazze che fanno qua, quindi art director dall'A alla Z, quindi, anzi da gennaio a dicembre fondamentalmente. Ciao Paolo, facciamo un applauso anche a Paolo, 18 anni signori, festeggia la grande stasera. Ciao Storia! Bella storia questa sera, perché è la prima presentazione, quella ufficiale, a cui teniamo molto, di Bellezze Venete, del nuovo calendario. Ebbene sì, Fuxi, grande giocatore di padel, Soprattutto. grande amico di Moreno Morello, Soprattutto. E siamo qui in anteprima per farvi vedere in carne ed ossa, e quindi anche nelle loro foto, le ragazze di tutta la regione che anche quest'anno hanno partecipato a questo progetto, che ha anche uno sfondo benefico che poi vi racconterò. Bellezza Veneta appunto a 18 anni vuole valorizzare non solo le modelle, perché ci sono anche delle vincitrici di concorsi di bellezza, ma anche commesse, estetiste, bariste, cameriere, la cosiddetta bellezza della porta accanto, che qui anche allo storia non manca, giusto? No, figurati, no. Allora, giusto perché il calendario bisogna anche averlo in mano e io non ce l'ho, vorrei chiamare la prima bellezza che sfila per noi questa sera, Eleonora, la nostra madrina. Eleonora, sai cosa facciamo? Andiamo su, seguimi, attenzione, non cadiamo. Allora, Eleonora ci porta la copertina del calendario, tu purtroppo non ci puoi essere, giusto? Purtroppo no, ho partecipato l'anno scorso, infatti ho partecipato nel mese di luglio con Bellezze Venete ovviamente e nulla, purtroppo quest'anno ho dovuto cedere il posto a qualcun altro. Comunque vediamo adesso a chi l'hai ceduto. Grazie della copertina, mi sembra che sia piaciuta anche alle donne, vero che bella? C'eri tu l'anno scorso e quest'anno andiamo a scoprirlo. Se vuoi accomodarti qua sotto, perché facciamo comunque, scusa, attenzione alle dita, un applauso per Eleonora che comunque abita dove Eleonora? Qua vicino, giusto? Loreggia. Anche di Loreggia, gli facciamo un applauso, un saluto. Mi sembra che Loreggia sia abbastanza vicino qua, giusto? Ok, questa è la copertina, adesso conosciamo il primo mese e per noi sta per sfilare Arianna. Anche le ragazze magari possono applaudire, sempre se sono d'accordo. Allora, Arianna, presentati. Buonasera. Ecco te. Buonasera a tutti, sono Arianna Piccoli, vengo da Legnago in provincia di Verona e nella vita faccio la studentessa dell'indirizzo sociosanitario. Ecco, questa foto è bella, ti piace? Sì, molto. Anche perché l'ho fatta io, quindi sta attenta, non puoi dire di no. E faceva freddo quel giorno. Molto, tanto. Vediamo questo backstage. Allora, la foto è fatta nel Podio del Marmo, che è un luogo molto bello ma anche molto freddo. E quindi lei è stata brava perché te sei anche sdraiata. Sì, mi sono sdraiata sul marmo. E nelle foto del backstage che ci sono dietro lo potete apprezzare. Un secondo scatto molto carino dove vedi la schiena proprio per terra. Primo calendario? Sì. Spero che ti sia piaciuto, a noi è piaciuto, grazie. La bellezza veronese del calendario, Arianna. Facciamo una foto. Grazie, e se puoi accomodarti qua sotto. Allora, questo è il mese di febbraio, sono costretto a mostrarvelo perché lei purtroppo non c'è. È una grande bevitrice di vino rosso, molte lune, molto buono anche. La salutiamo, si chiama Alice ed è la bellezza trevigiana. Quindi Alice, ci dispiace che non sei con noi, ti sei persa la bella serata, però diciamo che aveva un impegno. Sapete anche voi donne com'è, quando c'è l'impegno. Ci siamo giocati un mese, Ecco, ci siamo giocati il mese di febbraio. Andiamo avanti, che marzo venga avanti. Ad esempio, da dove? Da un paesino in provincia di Padova. Che si chiama? Barbona. Che barba che ci è venuta. Però in realtà tu sei nata dove? A Rovigo. Sei nata a Rovigo, questa foto però è una foto da pin-up fatta, ti ricordi dove? È difficile. A Cavallino Tre Porti, alla locanda Zanella, dove il proprietario, vieni qua, dove il proprietario
è un grande amante di motori, ha 3 Vespe parcheggiate subito così, poi ci sono macchine di tutti i tipi. E allora abbiamo detto, abbiamo fatto tante foto perché per fare una foto calendario non se ne fa una Fuchs, giusto? Se ne fanno 200 e alla fine si sceglie la migliore. Cosa ti piaceva? Anche perché ho degli occhiali forniti da Ottiche lì, che la erano male, cuoricino perfetti per la foto da pin-up di Claudio Gervasutti, che è uno dei fotografi presenti questa sera. Ti sei divertito? Vuoi dire qualcos'altro? Cosa fai nella vita? Allora, io nella vita sono un estetista, ho 19 anni e ho una sorella gemella, ho la fortuna. La sua gemella però non è portata stasera, o c'è? Perché se c'era volevo vedere la differenza, soprattutto se c'era. Ti ringrazio, ti piace andare in Vespa? Non sei mai andata ancora. No, mai andata. Pronta ad avere un film, un remake di Vacanze Romane. Grazie, un applauso a Jennifer da Rovigo e ringrazio già, visto che so che c'è, un giornalista del Gazzettino di Rovigo che gli ha fatto un bellissimo articolo oggi. Lo sai, vero? Grazie Jennifer, avanti, perdo la voce, avanti col mese di aprile. Allora, Elena, bravo Claudio, io a favore di luce, mese di aprile. Allora, presentiamoci. Tengo il microfono io. Buonasera a tutti, sono Furlana Elena, nella vita sono una studentessa di economia aziendale, studio all'Università di Venezia, Ca' Foscari e lavoro in ambito economico e faccio anche la modella. Ecco, la modella, in questo caso a Murano, perché siamo andati dappertutto quest'anno, in una delle più antiche vetrerie, e qui tu posi fuori, dopo la gente che arriva va dentro e compra di tutto, ad esempio questa bella opera d'arte. Ti sei divertita quel giorno? Sì, è stata una bellissima esperienza. Devo dire grazie a Paolo, grazie a tutti e anche a Claudio. Bellissima esperienza, veramente. Ecco, abbiamo passato una bella giornata, non abbiamo rotto nessun vetro che era rischioso. Fuxi vuole dire qualcosa? No, stavo dicendo che conoscendoti per ottimizzare, hai detto questa studia a Venezia, a Ca' Foscari, andiamo a Murano che siamo lì vicini, facciamo un Però io arrivo da Padova, ci sono andato 2 o 3 volte. È sempre un viaggio andare a Venezia. Comunque sono andato volentieri, ringrazio Lorenzo che non c'è questa sera, è titolare della vetreria che ci ha ospitato. Abbiamo una foto di backstage, quando volete vedere il calendario, vi sono copie per tutti stasera se lo volete. C'è lei che sta proprio. Cos'è che facevi col fuoco? Stavamo facendo il vetro, che è una tecnica particolare, infatti è stato una bella esperienza anche per questo, perché appunto l'arte del vetro è un'arte particolare. L'arte millenaria, ce l'hanno spiegata e tu hai messo in pratica. Abbiamo anche per casa un ricordo. Grazie Elena, applauso e andiamo col mese successivo. Foto, sempre a favore di fotografi. Io ditemi se sono in mezzo sulle foto che mi sposto, no. Dopo Fuxi farà una foto con tutte le modelle, non c'è pericolo. Andiamo col mese di maggio, avanti. È in arrivo Sara, da dove? Buonasera a tutti, mi chiamo Sara Salvagno e vengo da Mestre, in provincia di Venezia. Da Venezia, infatti. Sì, nella vita sono una studentessa e sono al 5º anno del liceo linguistico. Fai qualcosa di particolare? Io so che sei famosa per le jump foto jump, non so come chiamarle, di Claudio. Cosa fai di speciale per cui salti così tanto? Sì, infatti nel tempo libero sono una ballerina, studio danza da quando avevo 4 anni e diciamo è la mia passione. Ecco perché quando selezioniamo le ragazze che le vogliamo belle fuori e belle dentro, cerchiamo anche che abbiano qualcosa di particolare, quindi abbiamo avuto negli anni campionesse quasi tutti gli sport e lei in questo caso però è una capitale. Ti piace andare per mare? Sì, mi piace molto. Più veneziana che mestrina, ha fatto una foto per la compagnia Solidissima Motoscaffi, che è la prima compagnia di Venezia e ci ha portato poi in barca a fare un giro della laguna e siamo contenti, siamo divertiti. Esatto. Ringraziamo i tuoi foto. Adoro fare le foto. Grazie, a posto, applauso, dai, almeno uno quando arrivano, uno quando escono. Allora, Ilenia, anche lei ha un problema di salute, questa volta sono sicuro, purtroppo non c'è, è una bellissima ragazza, studentessa di giurisprudenza di Rovigo, mi giro così lo vedete tutti, ha posato appunto a Rovigo davanti all'attore Donà, che è uno dei
monumenti più riconoscibili, un po' storta, e appunto a significare che noi le foto le facciamo anche dove ci sono delle location interessanti, delle bellezze architettoniche, appunto bellezze venete non solo in carne ma anche diciamo architettoniche. Grazie, andiamo avanti. Allora, mi sa che ci siamo giocati l'estate, perché così a spanne mi sembra che non manchi neanche lei, cioè che manchi anche lei. Francesca, che forse conoscete perché lei era storica e veniva, vero Fuxi? Mi sembra proprio di sì che la conosci. No, è che non sono abituato a vederla in costume, quindi no. Allora puoi presentarla tu, visto che la conosci meglio di me. Allora è padovana. Padovana, ha fatto il calendario con te e qui con noi fa parte del nostro staff. Non sapevo che avesse fatto Questa sera è a Milano, se non sbaglio, è un impegno importante perché lei fa la modella professionista e partecipa anche a eventi a cui non può mancare. La salutiamo perché comunque questo scatto di costume fatto a sottomarina, giusto perché andiamo un po' dappertutto, ci piace e siamo ben contenti. al suo bel perché. Leandro Barsotti ad esempio si è innamorato di lei, chissà perché. Su Buongiorno Mattino lo potete trovare. Un'altra ragazza che purtroppo non è con noi, purtroppo, capita, anche nelle mie famiglie esiste ancora il Covid. Benedetta, eccola qua, lei invece ha fatto la foto a due canali, soluzione MIPA e sembra, è una doccia, non sembra. Quindi lei mentre fa la doccia si fa anche le foto, non è un selfie, ma insomma è venuto a fare abbastanza bene. È una foto di Roby Rossi, conosci Roby Rossi? Purtroppo sì. Lo salutiamo, lui lavora dappertutto, soprattutto lavora anche stasera, se no era qua con noi. Grazie Roby. Grande Roby, grande Roby. Ci hai omaggiato di questo scatto, faccia vedere perché è giusto che tutti possiate godere. Magari con settembre cosa dici? Arrivano le ragazze? Non lo so, dillo, cioè ci siamo giocati l'estate. Ci siamo giocati l'estate, però questo scampo d'estate ancora di settembre che ci piace tanto, mi sa che c'è. Avanzi il prossimo mese. Con un applauso, anche lei che se la merita. Siete mai stati alla mostra del cinema? Credo di sì. Ebbene, lei ci è stata per noi. Ciao Aurora, questa foto, dillo tu, racconta questo scatto. Buonasera a tutti, sono Businara Aurora, ho 19 anni e appunto lo scatto, come si può vedere, è appunto la mostra del cinema di Venezia. Io abito a Capoluogo Maggiore, che è proprio in provincia appunto di Venezia, e frequento l'Università di Padova e lavoro come modella. Studi? Cosa studi? Studio scienze politiche. Io ho fatto scienze politiche e mi piace, una bella facoltà. Se poi vuoi essere giornalista come me, la strada è lunga ma ce la puoi fare. Allora, mostra del cinema, direi che ci siamo, un look quasi da red carpet, foto di Gervasutti Club. Claudio Gervasutti che ha fatto metà del calendario, poi lo conoscerete. Ci piace? Ci viene voglia di fare anche noi una capatina al Lido. Ogni anno c'è la foto fatta al Lido di Venezia, perché io ce l'ho nel cuore, ci vado una vita, tu sai anche il motivo. Grazie Aurora, un applauso. Foto? Prossimo mese, avanti, ce l'abbiamo? Bello. Nessuno. Non Si ci vergognano credo. tutti, Non ci vedi? credo. Vorrei dire quanti interisti e quanti non juventini a questo punto. Siete un boato, capito? Guardalo. Allora, ecco a voi Claudia da Juventina. Ma c'è un motivo, dillo tu. Che sei sul calendario? Faccio parte del club Juventus e quindi siccome ha partecipato al calendario Bellezze Venete mi hanno chiesto di collaborare con una foto simpatica e ecco qua. Foto simpatica fatta da sottoscritto perché bisognava. Cioè fai parte del club Juve. No, ma dillo per esteso, club Juventus, Juventus Padova. Gianni Agnelli. Già. E lei, fai vedere la copertina che ci piace tanto. Fuxi, non scappare. Lei c'ha anche la maglia autografata di Del Piero. No, ma Eccola era qua. un monumento nazionale, no, figurati. Ma è proprio la sua, te l'ha regalata, l'autografata? Ma è tua oppure è stata regalata alla No, l'ho Juventus Club? conosciuto, me l'ha autografata. Te l'ha autografata? L'ho anche visto a Los Angeles, abbiamo cenato al ristorante suo. Allora, chi è che... guarda la voce. Chi è di Grisignano? C'è uno di Grisignano? Secondo me sì. Motivo? Cosa fai nella vita oltre la modella? Per passione? Dirigo una filiale di un'importante azienda italiana. Ok. Pure. Tipo, presente quando vai a versare, oppure quando devi fare un bonifico.
Va bene, non vuoi fare pubblicità. Comunque, avete capito. Se siete di passaggio, c'è il caffè, giusto? Cercatela. Va bene, grazie, un applauso. Aspetta Claudia, scusa. Foto d'obbligo. C'è il problema della luce. Non è molto... Ok, grazie Claudia, che è stata anche lei intervistata simpaticamente da Leandro Barsotti, che ha fatto un bellissimo video sul calendario, lo ringrazio. È che siamo alla rush finale, mese di novembre, ci siamo? Basta il virtuale, vogliamo il reale qua. Allora, lei arriva veramente da lontano e voglio un mega applauso perché Greta, la rossa alta 2 metri, arriva da... Buonasera a tutti, io sono Greta De Mario Sartor, vengo da Pieve di Cadore. Pieve di Cadore, ho detto tutto. Sono al 5º anno di ragioneria e gioco pallavolo. Allora, ovviamente gioca a pallavolo, o basket o pallavolo. Te l'aspettavi la bellezza bellunese che arriva dalle nevi? Insomma, vedendo la foto sulle montagne, a meno che tu non l'avessi aggiunta col Photoshop, voglio dire, poi vedi questa valchiria di ragazzo, Faceva tanto freddo, la foto di Claudio, com'è andato quel giorno? C'erano 3 gradi a dirla tutta, quindi è stata tosta, ma insomma... Ma tu sei temprata, vero? Non c'è problema. Allora, anticorpi. Come vedete abbiamo anche bionde, more, rosse, abbiamo un po' di tutto perché la bellezza veneta va declinata in vari modi e noi cerchiamo sempre di mostrarla al meglio. Grazie di aver partecipato, finalmente è arrivata anche la Velumat. No, non si dice, vero? Offensiva. Come si dice? Ah, Cadorina, o Pievese, no, Pievina. Cadorina. Grazie, e rifugio che rappresenti qual è? Il rifugio Dedò, Dedo, dov'è di preciso? Comelico Superiore. Siamo andati in montagna, molto alti, a che altezza? 1800 circa. 1800, benissimo. E qua? Vuoi che, non so, uno scalino? Se ce l'avessi sarebbe meglio. Forse tu vai bene qua. Grazie Greta, applauso, andiamo con l'ultimo mese. Dicembre. Oh, dicembre, rosso. Dicembre chiama Natale, chiama rosso. Giù la musica, andiamo con... Buonasera a tutti, sono Sofia Schizzarotto, 19 anni, vengo da San Vito di Limazzano, paese in provincia di Vicenza. Sto studiando moda presso un istituto tecnico e sono Miss Città Murata 2023. Ecco, lei ha vinto la finale mondiale di Miss Città Murata, è la bellezza in carica. Città Murata che penso sia il più famoso, cioè il più vecchio concorso di bellezza in Veneto. Noi siamo a 18 anni, loro sono a 20 e qui abbiamo la finalista appunto a testimoniare che nel calendario ci sono sia le Miss che le ragazze che fanno, come avete visto, altri lavori. Vieni qua vicino a me, foto di Vittoria. Che Nicola ci fa le foto perché lui è autore di questa foto, lo ringraziamo e ringraziamo anche il Fai Credito che è stato il tuo sponsor, che è di Vicenza, non c'è lui stasera ma c'è qualcun altro. Ciao Alberto, grazie. Allora, tanto io direi fare un applauso a tutte le ragazze, tra poco le facciamo salire qua, se lo meritano, io scendo perché come bellezza valgo probabilmente di meno, però Fuxi, se mi passi il calendario delle doverose precisazioni e ringraziamenti. Allora ringrazio tutti i miei partner perché senza i partner non si può fare niente, vi assicuro che costa fare un calendario di questo tipo e con la carta e con le bollette e quant'altro ancora di più. Qui dietro potete trovare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione. Io ringrazio nello specifico Marina D'Alesso che è la grafica, Claudio Gervasutti che si è occupato anche della post-produzione di alcune foto, Mario Bonesi che ha fatto il backstage di alcune foto di questa sera con Gino Ferro Team e poi nell'ordine Lorenzo Bettone, Giuseppe Pasquale, Domenico Poggiana, Nicola Gressetto e Marciana, Raniero B, Eleonora Solato, Giulio Albinati, Roberto Zampero, Renzo Valeri, Alberto Signorini, Giorgio Minelle, Sergio Cisotto, Mario Bonesi e Maria Grazia Briotti. I fotografi, come avete capito, sono io, Roberto Rossi, Nicola Borighelli il timido e poi c'è un certo Claudio Gervasutti che se vuole
può venire qua un attimo, se ha piacere, ve lo presento un secondo, visto che metà del calendario è suo. Mi raccomando, telegrafico, vieni qua. Per fare foto alle bellezze ci vogliono i fotografi, Fuxi. Allora, a che anno siamo arrivati di collaborazione con Bellezze Venete? Buonasera, per me è l'8º anno questo, tra bene e male siamo arrivati all'8º, assieme. Quante foto? Qualche foto? No, oggi, quest'anno. No, quest'anno sono 6 ragazze che ho fotografato. Claudio è stato anche prezioso nel trovarle, perché vi dico che trovare i ragazzi da tutta la regione non è facile, si possono fare i casting e noi li facciamo, però tante volte per qualche motivo non vengono, allora dobbiamo andare noi a caccia di loro, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, non è stata facile, però girando per il Veneto, tu hai scattato da Jesolo praticamente Cavallino fino al Cadore, com'è stata? Dura? È un po' impegnativo, però la soddisfazione è sempre superiore all'impegno. No, un applauso anche a Claudio e a tutti i fotografi che hanno partecipato all'iniziativa, lo faccio io ma fatelo anche voi perché se lo merito. Senza di lui le foto non c'erano. E adesso vi dico l'ultima cosa a cui tengo di più. Bellezze Venete, come ogni anno, sostiene una causa. Quest'anno sosteniamo, non so se si vede perché è piccolo, comunque il progetto Piccolo Principe della Fondazione Aumento di Padova, dedicato a un piccolo ragazzo, un giovane ragazzo che conosciamo molto bene, Carlo Alberto, che correndo durante le corse campestre purtroppo il suo cuore si è fermato e morte improvvisa si chiamano, e allora la sua famiglia ha aperto una fondazione e vuole cercare di mettere dei defibrillatori dappertutto, nelle scuole, nelle chiese. Comunque è importante che le città siano cardioprotette. Io vi chiedo almeno un applauso per loro perché se lo meritano, probabilmente anche più di tutto il resto di quello che ho detto stasera. Ho perso la voce, perdonatemi. Io sono Paolo Braghetto, questa è Bellezze Venete 2024. Adesso vi presento tutte le ragazze, facciamo una bella foto di gruppo qua sopra. Grazie e all'anno prossimo. Bellezze Venete. Ragazzi, una bella schiceve, come si suol dire. Questa sera in realtà le madrine sono due, perché abbiamo anche la nonna, giusto? La zia, piace la zia. Allora, Abbiamo deciso questa sera che c'è della nonna, sono la zia. allora presentati e di che edizione hai fatto del calendario, che non me lo ricordo più. Allora, buonasera a tutti, io sono Giulia Urbinatti, questa sera sono qua non solo come madrina, ma sono venuta principalmente con G di Ferro Team, che è il canale che da ormai tanti anni segue Bellezze Venete e facciamo anche ogni tanto qualche scatto. Io sono anche la presentatrice ufficiale di G di Ferro Team e io sono una bellezza veneta di un anno un pochino sfortunato perché io sono del 2020, quindi... Sei così vecchio? No, non sono così vecchia, però alla fine sono già 4 anni, quindi parlando con la Ele prima dicevamo sono la nonna e lei mi fa no, sei la zia, dai, perché alla fine non è ancora passato così tanto, quindi abbiamo optato per questo. Il calendario mi è piaciuto molto per quello che sono riuscita a vedere, poi come sai io sempre, quando tu l'hai buttato fuori sul canale, te lo vado a sminuzzare dettaglio per dettaglio. Io faccio la critica del calendario ogni volta che esce, ogni volta che esce un calendario io lo critico, poi quelli di Paolo lo sa, ogni anno io Santuario a gennaio glielo recensisco. Se la critica è costruttiva l'accettiamo. Ringrazio anche lei, perché insomma è un'altra bellezza che è presente questa sera. Non posso non farla sta domanda, hai tirato in mezzo l'anno 2020, non ho visto, non mi ricordo il calendario 2020, le ragazze avevano la mascherina oppure erano... No, invece c'è da dire che lei nel frattempo è riuscita a fare anche... Un bambino, No! Grazie, come si chiama il bambino? la bambina Ginevra e ha già un anno e mezzo. Bene. Allora, grazie Eleonora, grazie Claudia. Vi ripresento senza cadere. Dite il vostro nome e io passo vicino a voi. Sofia Schizzarotto, E di dove sei? sono di Vicenza. Claudia Torretta, Padova. Greta De Mario Sartor, Pieve di Cadore.
Belluno, Aurora Cusinaro, Capoluogo Maggiore, provincia di Venezia. vicino anche a Padova, Sara Salvagno, Mestre, provincia di Venezia. maestra veneziale, Furlana Elena, Noale, provincia di Venezia. giusto? Jennifer Bargel, provincia di Padova. Arianna Piccoli, Legnagro, provincia di Verona. Vi faccio l'ultima foto. Ragazze, andiamo, adesso chi vorrà potrà avere il calendario, le ragazze passeranno tra i tavoli. Amici GTFerro Team, adesso andremo a conoscere una a una tutte le modelle che hanno partecipato a questo splendido calendario di bellezze venete per il 2024. Per prima abbiamo la nostra Claudia, che fa un lavoro che per molti è odiato, per molti invece è un piacere. Quanti pensionati ti arrivano ogni giorno al lavoro tuo? Cioè, secondo me tu hai proprio la corte loro, no? Ti si parcheggiano davanti, rimangono Non solo dei apre. pensionati, No? La corte non solo dei pensionati. Ma no, dico lavoro, Sì, dico sì, lavoro. no, certo, no, ci sono ormai tutte le età, Ah, davvero? lavoro in poste italiane. Eh sì, perché prima non l'abbiamo detto al microfono, ma qua lo Esatto, possiamo ufficialmente dire. possiamo dirlo, dirigo una filiale di Poste Italiane in provincia di Vicenza e il pubblico è vasto, quindi sfatiamo il mito che vengono solo i Ah, vedi, pensionati. perché io ti dirò, io a casa mia ho vicino delle poste, io vedo alle 6 di mattina i nonnini che si mettono in coda, I primi 2 giorni del mese. accampati, cattivi, che se tu li spieghi che hai provato a prenotare con l'app, io ho rischiato presente. un deambulatore sulle ginocchia, te lo dico. Però dici i primi 2 giorni poi non li vediamo più. Poi li vedi a giorni alterni, non giorni più accampati alterni. alle 6 del mattino. Bene, sì. dai, bene. Quindi diciamo che il tuo è un lavoro anche molto bello, però, perché Sì. vedi tanti aspetti e magari conosci anche tante cose. Vedi le nostre miss, le nostre ragazze, le nostre modelle, perché qua veramente spaziamo in ogni campo. Non è che sono solamente quelle che vedete qua, quindi bella senza cervello, no. In realtà molte volte, ve lo posso assicurare, sono quelle che fanno i lavori più difficili e molte volte la cosa viene data molto per scontata. Ma passiamo alla tua foto, che è del mese di ottobre. Scusate se lo dico, ma secondo me è un mese stupendo, meraviglioso, perché sono nata io. Non può che non essere il mese più bello È un bel dell'anno. mese, confermo. Va detto. A parte per le stagioni, perché la mattina è gennaio. Metà mattinata iniziamo a stare un pochino sull'autunno, mezzogiorno luglio e poi ritorniamo verso di nuovo la alla fine. copertina, la cioccolata. Sì, inizia esatto, ad che affacciarsi. non si capisce mai. Io di solito il cambio stagione lo faccio a novembre, perché ottobre non si capisce Non si mai. capisce, è vero, è Tu hai vero. fatto una foto molto particolare, che è un po' come il tuo lavoro. È una foto che può essere o stramata o straodiata. Perché quando si parla di calcio, soprattutto con gli uomini, va detto, si è veramente schierati in tutte le salse. In questo caso tu hai fatto una foto che appunto parla della squadra del cuore, giusto? È la mia Che squadra è del la cuore. Juve, con il pallone autografato, Sì. il cappellino Sì. e la tenuta. Però la tua particolarità, della quale vai più fiera, non è presente in questa foto, è presente sulla copertina, Nella copertina, che adesso sveleremo, perché tu hai una maglia molto particolare di un grandissimo giocatore che conosciamo tutti, e che sia un grande giocatore della Juve o che non lo sia, tutti l'abbiamo amato, e tra l'altro tu ci sei anche andata a cena. L'ho conosciuto L'hai nel conosciuta suo nel suo ristorante. di Los Angeles, quindi è più difficile beccarlo in Italia che a Los Angeles. Ecco, quindi siamo lì per assurdo. Ma io ti voglio fare una domanda, che è una domanda che secondo me ci stanno facendo tutti. Come hai fatto ad avere la maglia? Cioè, l'hai chiesta là mentre eri a cena, ti hai riportata la maglietta della Juve in tasca e hai detto magari lo becco? O è stata una cosa programmata? Diciamo che è stata una cosa programmata, funziona a conoscenze, quindi attraverso un club. L'amico in dell'amico. giro, sapevano che c'era e siamo riusciti a beccarlo. Vedi, le Questa è stata stalker di una programmata. volta, le stalker di una volta, quelle Esatto. perché una volta, perché non tutti lo sanno che adesso ci sono i ragazzi giovani che non è più così, ma una volta quando avevi il calciatore del cuore, il cantante del cuore, tu avevi le fanpage, i poster, e con le amiche, con tutto il gruppo si sapeva dov'era, si andava là ad appostarsi pur di avere l'autografo, quindi sì. è Confermo, proprio confermo. una cosa bella storica che avevamo solo noi praticamente. Ormai non si usa, ormai gli scrivo su Instagram, se me lo manda, vediamo me lo se manda. risponde, sì, Esatto, sì, sì. secondo me era più bello Un po' ai che tempi ci nostri, capiamo, però, assolutamente d'accordo. Io mi ricordo ancora che una volta che avevo l'attore preferito, io piccolina, Chi la era? mostra del cinema, era George Clooney.
Disney, perché mi ricordava un mio zio e io lo chiamavo sempre George e dicevo io voglio assolutamente avere l'autografo. Io piccola, 11 anni, costringo mia mamma ad andare dalla mattina alla mostra del cinema di Venezia, mi apposto lì attaccata che avevo qua il livido che mi sarà rimasto un mese, tutto quello che mi ha spinto le persone. Io sono tornata a casa con quell'autografo dalle 7 di mattina fino alle 8 di sera. Fino alle 8 di sera, però chi la dura la vince. Chi la dura la vince, io ce l'ho fatta. Perché questo secondo me è anche il bello di essere tanto fan e questa è una foto che anche lo ridimostra. Quindi è proprio una foto molto bella. Questo calendario poi tutti lo possiamo acquistare, basta semplicemente scrivere a Paolo Braghetto e tutti possiamo goderci la nostra Claudia con questa tenuta cinica. Poi vabbè, se qualcuno ama un'altra squadra comprate l'adesivo, lo attaccate, ma la Claudia è bella in tutti i colori, però il bianco e il nero è il suo preferito. Esatto. Io vi ringrazio, io passerei alla prossima ragazza. Grazie mille, ciao Giulia. Con una super bionda Jennifer andiamo a vedere Marzo. Qua eri un pochino meno bionda forse. Sì, esatto. Eri un pochino meno bionda, adesso sei proprio bella platino, Esatto. bella impolata, però il rosso ce l'abbiamo ancora come nella foto. E tu hai fatto questa foto veramente molto bella in stile un po' pin-up, con la mitica decisamente pin-up, con la mitica maglia che penso che da quando è nato Bellezze Venete tutte abbiamo visto, tutte abbiamo indossato. Paolino conferma che comunque i giri di lavatrice li ha fatti, quindi non preoccuparti, è stata lavata. C'è anche la maglia di Bellezze Venete. Devi sapere che questa maglia è iconica, ma all'inizio una cosa che non tutti sanno, adesso che Paolo non ce lo possiamo dire, nessuno se la voleva mai mettere. Nessuno, perché tutte all'inizio gli diceva sempre di portare valigioni di cose. E io poi alla fine ci diceva no, prova a fare la foto con la maglia, e tutte. Ma scusa, mi sono portata al mondo, quindi era la maglia della discordia. Ecco. Però alla fine è stata anche amata da tutte, perché dopo la foto con la maglia ce l'avevamo tutte quante, è stato sempre un pezzo di cuore, però è stata lavata, quindi non preoccuparti. Serena. Poi appunto vediamo queste cose qua. E in che periodo l'hai scattata tu questa foto? Era già freddo? Allora, l'ho scattata in realtà neanche un mese fa. Neanche un mese fa. Verso i primi di dicembre, metà dicembre. Quindi l'hai fatta veramente last minute. L'ultima. Sei stata l'ultima prima della stampa, sei corsa dal tipografo così. Aspetti, ho la card, ne manca una, che stiamo senza Marzo. Esatto. Ecco. Beh dai, direi che è una foto ben riuscita. Quanto ci avete messo a trovare lo scatto perfetto? Allora, sicuramente abbiamo provato molti abiti, molte location, perché anche io ho fatto gli scatti con il vino, con la maglietta, con l'abito, con la giacchetta, Le abbiamo provate veramente di cotte e di crude. Esatto, e sicuramente una mattinata intera. Una mattinata intensa. Anche. Però direi che questa è una foto molto bella e anche che ti rappresenta tu, che questo carattere molto frizzante e anche un po' questa anche estetica da pin-up, secondo me è una foto molto rappresentativa. Infatti con Bellezze Venete, non tutti lo sanno, ma chi ormai segue questo calendario da anni, si cerca sempre di trovare la foto e lo scatto che rappresenta di più ogni singola ragazza. Tu avevi già fatto qualcosa come Miss o modella o questa era la tua prima esperienza? No, in realtà io faccio concorsi di bellezza già da più o meno circa 2 anni e mezzo. Però il calendario è il primo. E il calendario è il primo. Beh dai, abbiamo inaugurato la cosa, il prossimo anno ci iscriviamo a tutti gli altri. Ecco, esatto. E quindi quest'anno è andata, dal prossimo ne faccio 100. Mi raccomando, tutti in edicola. Ecco. Bene, passiamo alla prossima ragazza. Grazie. Con Greta, che lei ha scattato a novembre, quindi il mese già che possiamo dire sta arrivando la neve e tutto quanto. Che tra l'altro tu, Greta, vieni da un paese di montagna. Sì, io vengo da Pieve di Cadore e sono residente in realtà in Comelico, quindi ancora un po' più in su di Pieve. Ancora un po' più su. Che io so che Pieve è anche un paese molto piccolino, cioè che non è proprio grande come paese di montagna. Però è molto conosciuto, quindi dai. No, sì, lo conosco perché so che è molto famoso, perché so che comunque ci sono anche dei bei musei lì, sapevo che ce n'erano 2 o 3. Museo dell'Occhiale, per esempio. Esatto, sì. che era famoso. Mi ricordo che c'era anche la casa di Tiziano Vecellio. Esatto, c'era una casa del Tiziano che mi ricordavo, perché una volta sono passata di là e me l'avevano consigliata. Quindi questa l'abbiamo fatta da te? Io l'ho fatta al Parco Roccolo di Pieve di Cadore, sì, quindi, vicino alla piazza. Quindi vicino, diciamo, a casa tua, qua già bella è in tenuta. Bisogna dire che però, per essere una tenuta da montagna molto scicosa, Sì, qua ho avuto il mio grande fotografo Claudio Gervasutti, mi ha aiutato in questo percorso. Perché tutti pensano che magari le ragazze quando sono in montagna magari sono un po' più trascurate le ragazze di città.
Questa, ragazzi, è la dimostrazione della foto che non sempre è così, perché la bellezza veramente si nasconde dietro ogni angolo, in questo caso dietro ogni filo. Che battutona, sono proprio simpatica, va detta. Grazie mille per il complimento. Greta, io ti ringrazio, ti lasciamo andare e ci Grazie vediamo mille. alla prossima Grazie. presentazione del calendario. Amici di GT Team, chi non la conosce è bocciato in partenza, perché l'abbiamo vista alle tappe perché noi ce l'avamo. L'abbiamo vista in finale perché noi ce l'abbiamo. L'abbiamo vista all'incoronazione perché noi ce l'avamo. L'ho intervistata quando lei ha vinto perché io c'ero e ero tipo alla quarta serata di fila. Infatti questo adesso ricordo, io ero stanca con le occhiaie fino alle spalle probabilmente. E io mi ricordo ancora la tua emozione. Perché lei, signore e signori, è Sofia Miss Città Murata 2024. Ciao a tutti. Sì, beh, è stata una grandissima emozione, sono stata molto contenta, non me l'aspettavo. E oltre a tutta questa gioia che hai avuto, io so che tu hai partecipato anche a un sacco di shooting professionali, Certo, da quando hai vinto, hai sì, fatto ho veramente un fatto sacco di eventi. lavori. E in più hai anche partecipato al prestigioso calendario di Bellezze Venete, appunto anche in rappresentazione, Esatto. come tu che sei comunque sappiamo la Miss di un grande concorso, che è un concorso che ricordiamo che proprio fa lavorare tantissimo nella moda, e penso che la nostra amicità Murata lo possa confermare. Certo. Tu qua hai scattato la foto di dicembre, Sì. di rosso vestita, bellissima come non mai, che fai vedere il tuo corpo che è veramente una meraviglia. Grazie. Perché lei, voi la vedete così, ma in realtà è alta e ha un corpo veramente longilineo, perché voi ci vedete da una telecamera, diglielo, le telecamere accorciano, Sì, non è, imbrogliano un po'. imbrogliano, non è tutto quello che vedete. In realtà dal vivo siamo molto diverse, tipo Belen, fatti conto. No, più belle, hai ragione. Qua abbiamo appunto te che hai posato in questa foto, molto bella, e si vede comunque il fatto che tu sei una miss, anzi una regina di un concorso di bellezza, perché si vede tutta la tua grazia e la tua eleganza. Sei contenta di aver fatto la foto che va a chiudere un po' questo giro di boa del calendario? Sì, allora, io questo calendario è il primo anno che l'ho fatto, è stata la mia prima esperienza come calendari e sono molto contenta, è stata una bellissima opportunità e niente. È stato divertente, è stato bello. Sì, abbiamo fatto Chi vuole stata- l'autografo questa sera sulla lo storia, se no ci sentiremo per le prossime date. E noi cosa che dire? Ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Certo, ciao, a presto. Ciao. Arianna, questa foto ha del perché voi non lo sapete, ma con Arianna siamo andati io e Maria a scattare le foto, ma abbiamo avuto un piccolissimo problema con la macchina fotografica. Ma per fortuna le foto sono state fatte tutte doppie, quindi alla fine una foto è uscita e è venuta anche molto bene. Mi ricordo ancora quanto pesava questo tavolino perché l'ho portato io fino là alla location che era dall'altra parte della struttura, ma non importa. Arianna, io te lo devo chiedere, come ti sei trovata? Che alla fine avevi questa grandissima rompiballe che ti ha seguito per tutto il pomeriggio, sono stati là fino alle 8 di sera. Però com'è stato? Ti sei divertita? Bella, oltre che mi sono divertita ho anche imparato tante cose. Inoltre anche c'era anche mia mamma che tuttora anche oggi prima di venire qua ha detto ricordati quello che ti ha detto la Giulia, mi raccomando. Io ho detto sì. Guarda, devo dire una cosa, le mamme sono forse più fan mie di voi perché ogni volta dicono no, ma Giulia, tu devi parlare con mia figlia perché a me non ascolta, ma io sono convinta che se glielo dici tu lo fa. E ogni volta dico signora, guarda, io volentieri glielo dico, però se non ascoltano neanche voi, poi alla fine ascoltate sempre me e ogni volta mi vengono a richiedere le cose. Poi io con tua mamma mi sono trovata strabene, ci siamo divertite un sacco a chiacchierare, va detto. Infatti la sera tipo ho raccontato tutto mio papà, bene, Che abbiamo parlato anche del papà, del papà, del fratello, della sorella, tutta la famiglia, abbiamo coinvolto tutta la famiglia, ma eravamo in 3. Però la foto devo dire che è venuta molto bene. Mi ricordo ancora per fargli fare questa posa che io come devo fare? Cioè, non lo so. Perché voi non sapete, ma tutte le pose come vedete di una ragazza quando fa la fotomodella sembrano pose semplici, ma in realtà questo tavolino da solo non stava in piedi. C'è tutta della filosofia dietro. Questo tavolino non stava in piedi, se lo toccavi cadeva, quindi lei è dovuta stare in questa posizione con solo addominali e gambe, quindi fare le modelle è un lavoro duro. Proprio. Arianna lo può confermare, perché tutte le pose che gli ho fatto fare va detto che è arrivata a casa con l'acido lattico, poverina, però ha imparato tante Esatto, cose, sì. questo va detto. Questo va Sì. detto. Bene, io ti ringrazio e noi che dire, passiamo alla prossima ragazza del calendario. Bene, siamo qui anche con Aurora che ha fatto il mese di settembre, Sì. corretto? Sì. Questa foto è stata fatta molto presto, come si può notare.
da un piccolo dettaglio. Vi diamo qualche secondo, mettete in pausa il video, scrivete nei commenti se l'avete notato. Facciamo vedere bene il calendario. Tempo scaduto. Aurora, di il dettaglio di questa foto e il perché è stata voluta scattare così presto. Si può notare che è proprio la mostra del cinema di Venezia, quindi un'occasione importantissima. Assolutamente, e ovviamente è stata voluta scattare a settembre per ovvi motivi, perché chi non è lidense, non è veneziano, quindi non va al Lido molto spesso, tutta questa zona dove vedete che Aurora ha fatto la foto con appunto la scritta Mostra Venezia 80, i fiori, questa bellissima strada tutta decorata, quando non c'è la mostra del cinema non c'è niente. Cioè letteralmente nulla, non c'è nemmeno un cestino per buttare le immondizia, non c'è niente. Fidatevi di una che al Lido va una volta a settimana, non c'è niente. Quella parte là del Lido viene proprio chiusa, dimenticata fino all'anno dopo. Quindi è un gran peccato. Quindi per ovvi motivi è stata fatta quel giorno là. Quanto caldo avevi? Dai, non troppo in realtà. Io mi ricordo che quest'anno la mostra del cinema è stato veramente caldo. Mi ricordo. A fine agosto sì. Beh, conta che questa è stata scattata più o meno il 6 settembre. Sì, era ancora caldino. Questa foto è davvero stupenda perché voi non lo potete vedere in questo momento dalla telecamera, perché comunque siamo in una discoteca al chiuso con una luce veramente, diciamo, un po' barbina per fare le foto. Ma un dettaglio di Aurora che io ho notato del calendario, e è la prima cosa che mi ha colpito quando l'ho vista, sono i suoi occhi, perché lei ha questi occhi che sono magnetici, perché sono verdi, giusto? Sì, sono verdi, perché a volte ci si confonde che c'è chi li ha ceruli e quindi sono molto più azzurri, ma ti ingannano perché sono verdi. E lei ha questi occhi verdi magnetici che a me hanno fatto morire subito appena l'ho vista. Ho detto, questa foto è pazzesca. Poi veramente sembra quasi che stai prendendo a fare il tuo red carpet e ti godi un attimo di sole prima. Ma mai dire mai, abbiamo visto che comunque negli ultimi anni va un po' chiunque, quindi sì, va detto, confermo. Chiunque ormai con la giusta determinazione e magari il giusto bagaglio di esperienza prima può ricevere un invito. Certo. Quindi bisogna sempre sperare nella vita. Io ora ti ringrazio per essere stata qua con noi questa sera e direi che ci vediamo alla prossima presentazione del calendario. D'accordo. Ciao! Siamo qui con Elena, che è l'ultima della nostra serata, e lei ha fatto questa splendida foto a Murano. Come sappiamo, Murano, come tu puoi confermare Elena, è una delle isole veramente più magiche di Venezia, non solo per i suoi colori ma per il suo vetro, che pensate che solo i veneziani riuscivano a fare. Quindi è veramente un pezzo di storia importantissima della nostra Serenissima. Elena, come ti sei trovata te a fare questa splendida foto? Innanzitutto, Giulia, voglio presentarmi. Certo. Sono Furlana Elena, abito a Noale in provincia di Venezia e ho 22 anni. È stata, diciamo, un'esperienza bellissima, molto particolare perché ho scattato la foto con 4 gradi esterni, quindi era molto freddo. Va detto che non si nota, va veramente detto, è stata molto brava a non mostrare il freddo e sei molto disinvolta, quindi i nostri grandi complimenti. Ti ringrazio Giulia, grazie mille. E sì, è stata una bella esperienza, ho imparato anche l'arte del vetro, che è un'arte molto particolare ma soprattutto antica. Ed è sempre da ricordare perché assolutamente ricordiamo che comunque Venezia con il suo vetro ha fatto la storia, perché noi eravamo tra i pochi, non solamente con il vetro ma lo specchio l'abbiamo inventato proprio noi, quindi abbiamo veramente dei pezzi di storia unici e magici. Ma io so che tu quel giorno hai anche provato a fare il tuo vetro. Esattamente, sì, esatto, ho provato a fare il vetro e è stato difficile perché non è assolutamente facile. Deve volerci veramente una grande manualità. Esatto, e non è da sottovalutare, è un lavoro veramente, richiede molta abilità. Bene, però diciamo che la giornata è stata veramente piacevole. È stata una splendida giornata e auguro a tutti di poter fare questo tipo di esperienza. Anche perché perché noi ricordiamo, tu non sei veneziana, vieni dalla provincia, quindi fare una gita così fuori porta dell'ultimo minuto a Murano deve sempre fare piacere, anche perché già per me che vivo attaccata a Venezia, fino all'anno scorso vivevo dentro Venezia, a Murano sono sincera non ci andavo mai perché è lunga arrivarci. Non immagino da dove abiti tu quanta strada ci si mette a fare. Sì, esatto, non è dietro alle porte, però comunque è sempre piacevole andarci e visitarla. Assolutamente. Beh, io ti ringrazio e che dire, noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima presentazione. Grazie a te Giulia, buona serata a tutti.
Paolo, anche quest'anno siamo qua per il tuo 18° compleanno. Sì, siamo maggiorenni finalmente, abbiamo compiuto Finalmente. 18 anni, incredibile, ce l'abbiamo fatto. Ma non sei contento? Questo spento che abbiamo fatti 16, li abbiamo festeggiati e quest'anno sono i 18. Sì, abbiamo superato il Covid, la tua edizione del 2020, una delle più Io ti difficili. ricordo che tu comunque mi devi un calendario, perché quell'anno io non me lo sono potuta Te lo do godere. quest'anno, va bene? Non me lo sono potuta godere quell'anno che l'ho fatto io. Quest'anno hai fatto un calendario stupendo, tra l'altro un calendario difficile, perché quest'anno va detto che purtroppo più avanti si va, più questa iniziativa che Paolo porta è difficile da portare. Perché? Perché ogni anno purtroppo si fa sempre tutto più online, gli sponsor sono sempre meno perché aumentano troppo i concorsi di bellezza e E quindi anche i costi aumentano. e anche i costi, perché questo calendario, volete ma la carta è di un'ottima qualità, la stampa è fatta perfetta, non ci sono difetti. Anche la grafica è valida, mi sembra. Assolutamente, è tutto fatto alla perfezione, quindi dietro questo calendario ci sono molti costi, ma ricordiamo che poi non è un calendario a scopo di lucro, quindi non va nulla in tasca a Paolo, va tutto in beneficenza, perché Paolo fa questa cosa meravigliosa che lui ogni anno sceglie un ente e dà i ricavati in beneficenza. Noi sosteniamo non tutto, una parte, Una perché ci sono parte. anche dei costi da coprire che non sono pochi. Ovvio, una volta coperti Certo, i costi, certo. tu però il ricavato Certo. sappiamo che lo Ascolta, dai. volevo dirti questo, quest'anno ci sono delle ragazze che forse tu conosci già o no? Alcune già le conosco, alcune. Ma ci sono ragazzi di tutta la regione, addirittura da Pieve di Cadore, Ho incredibile. visto, l'ho intervistata prima, infatti ho detto, mamma mia, quest'anno Paolo veramente è andato tra mare e montagna, non ha perso un minuto. Esatto. Come hai fatto? Tra l'altro tu, perché voi non lo sapete, perché voi lo vedete al calendario finito, ma io Paolo inizio a chiamarlo da agosto. Paolo, mi dai già le date, che così vengo, che così ti aiuto, e lui ogni volta c'è tempo, c'è tempo. Mi chiama il 1° dicembre, Giulia sono in ritardo, aiuto il calendario. Allora, e ogni volta in un mese In lo si effetti scatta. svelo questo backstage, la foto, che poi è la foto di gennaio, ed è una foto freddissima in tutti i sensi perché l'abbiamo fatta veramente a 3 gradi, è stata fatta con Arianna, è una mia foto, e tu sei stata bravissima perché era una delle sue prime esperienze da fotomodella di ricordo. calendario, diciamo di un certo tipo. Sì. E quindi insomma, è fatto con Ricordiamo tutti i che crismi, comunque il calendario di Bellezza Veneta è un calendario di pura moda, quindi ma anche cerchiamo di fare in maniera più professionale possibile. esatto, e assolutamente E va tu sei fatto con stata foto bravissima a professionali. metterla a suo agio, a fargli vedere le pose. Ti sei buttata a terra persino tu che faceva un freddo boia. Sì. Abbiamo le foto, Mario è tutto perché Ci sono Mario le era prove, presente. ci sono le prove Ci che sono le anche prove. io Però c'è una cosa che io temo più di tutto del freddo, ed è il tuo video in cui critichi il calendario. Perché tu critichi tutto. Aia, tu hai paura perché tu Mi raccomando, tu perché quest'anno è ogni anno- difficile da criticare. Tu ogni anno però posso dirti me lo rendi sempre più difficile, perché siamo partiti che io sì te lo criticavo, comunque sempre critiche costruttive, lo sanno anche gli amici di Ferro. Però tu ogni anno questa sfida me la rendi sempre peggio, perché io ogni volta non riesco mai a trovare più quei peli nell'uovo che trovavo una volta. Però secondo me qualcosina ancora la trovo. Il dai. pelo lo trovi. Il Senti, pelo lo trovo, faccio- però ogni anno sempre meglio. Va Grazie, faccio dei doverosi ringraziamenti. Assolutamente. Allora, tanti fotografi, oltre al sottoscritto, che vabbè, mi sono regalato 2 foto del calendario. Claudio Gervasutti ne ha fatte ben 6, quindi metà calendario il suo. Roberto Ve lo Rossi, siete diviso, come i Nicola genitori. Borigari. Sì, esatto, beh, no, ma non metà e metà. E poi altre 2 foto scattate da altri 2 fotografi a Rovigo e a Sottomarina, perché quest'anno siamo andati letteralmente dappertutto. Perché Hai Bellezza spaziato Venete tutto ha voluto il Veneto. spaziare e far vedere anche la bellezza veneta, diciamo architettonica, monumentale, artistica, geografica. Quindi veramente 18 anni di Bellezza Venete che abbiamo voluto festeggiare alla grande. E poi, ripeto, quest'anno sosteniamo il progetto Piccolo Principe della Fondazione Ammetto di Padova, che vuole rendere le città cardioprotette, vuole donare e far imparare a usare, che è ancora più importante, dei defibrillatori a scuole, a chiese, dappertutto ce ne sia bisogno. Anche perché comunque ricordiamo che i defibrillatori salvano la vita, perché ognuno di noi secondo me nella vita dovrebbe fare un corso di primo soccorso, perché è sempre utile e necessario. Io sono mamma e devo dirti che già ho avuto delle esperienze mie lavorative che mi hanno portato a fare i corsi di primo soccorso e mi sono ritrovata tante volte nel mio quotidiano con mia figlia che se non avessi avuto quella preparazione mi sarei trovata in grandi difficoltà. Quindi secondo me già quello dovremmo averlo tutti. In più essere comunque abilitati a usare un defibrillatore è importante, perché come tutti sappiamo la vita è un soffio e non sai mai quando ti capita un malore, e se ci fossero veramente defibrillatori a portata di mano ogni tot
potremo veramente salvare più vite, questo va detto, e quindi questa è una bella fondazione, è un bel progetto e ricordatevi di comprare il calendario di Bellezze Venete per sostenerlo perché è veramente importante. Io ringrazio Giulia perché senza di te non saprei mai come presentare al meglio il calendario e ti do appuntamento, spero, il prossimo anno a questo punto. Assolutamente, però io spero 18 che anni sono tanti, vediamo se riusciamo ad arrivare a 21, quindi essere maggiorenni anche all'estero, dappertutto. Diciamo che se tu inizi a chiamarmi già da fine agosto, io mi ritengo fortunata. Almeno che mi dai le date, che io sai che ho l'agenda mia, che tu sai che la sei compro già... che è così, la finisco che è grossa Tu sei così. già a gennaio 2025 di MILF Venete, va bene? Esatto, a posto. Quella in copertina, signori, ci sono io. La MILF di 23 anni. Bel colore. Hai visto? Ho voluto sì, ci fare siamo un fatti change veramente di capelli, che era quello là che avevo. biondi. Era quello che avevo prima di avere la bambina, che poi ovviamente quando si ha un bambino, sai, le priorità cambiano, Certo. quindi ho voluto fare un colore più gestibile. Adesso che la pupina è un po' più cresciuta, che ho di nuovo il tempo per farmi una doccia più lunga di 5 Perché minuti. Leo è a casa, che la tiene. Esatto, fondamentalmente Ciao, Leo. è tornato Leo un pochino più spesso a casa, ho il tempo comunque di stare di nuovo dietro i miei capelli, quindi li ho rimodificati. Ecco. Chissà, magari il prossimo anno mi faccio fucsia, Va vediamo. bene, allora un saluto a GD Ferro Team, giusto? Assolutamente, salutiamo gli amici GD Ferro Team che anche questa sera sono stati con noi. Voglio numerosi, dobbiamo battere il milione, mi raccomando. Assolutamente, dobbiamo spaccare con le visualizzazioni e mi raccomando amici, compriamo il calendario perché veramente la beneficenza va fatta e non sono pochi euro che vi cambiano la vita, ma a molte persone, soprattutto a questi progetti, possono cambiare molto. Io vi do un bacio e alla prossima, ciao amici! Ciao!